Adesso verrà anche da te, no? Vado a vedere di questa bellissima sposa, un applauso che sta per sposarsi, che sentiate di fronte, e abbiamo Daniele, non c'è un applauso, questa vice bellissima, allora Mario Garci, Daniela e viene giù, e io il stato segreto di Mario. Io? Ecco, viene fra tutti, capire, allora, come ti chiami tu? Sara. Sara, di dove sei? Grande provincia di Puglia, no? Sui bambini che prima dicevi che scioglie la via, no? I modo di che si fare niente per dicevi che i bambini sono tutti intelligenti, è vero, anche in Friuli, anche in carne. Ma i più svelti, i più furdos, i bambini più furbi della Carnia, signora, sono quelli di Cabbia. Sapete dove è Cabbia? Sopra Alta Terme, del paese dove osano le aquile, come lo osano i gruppi se la mangiano i balloni, no? Ecco, lì ci sono i bambini più furbi della Carnia, i clienti per fortuna di Chiabbie, Callieve a Buonove. Ai di là, scuole, mi fate un caffè là? Sì, Nini, sentiti, il nono ti fa il caffè là. Nono, le mare di tu mieci, a mi denti l'orzo bimbo, ma metti tu insieme tu, che abbia orzo bimbo. Chiedo io l'orzo bimbo! Alla ver la vetrina il nono, alla tirare fuori il botte di onda sgnate, alla dire, hai buttato più 3 clucadas al fruttino dal caffelato. Il fruttino, alla mangiato il caffelato con i biscotti, unenti la sgnate, finire la terrina, ieri venire le muse rosse, clintose e i chiavi dritti. No! Non mettete la giacchetta per la scuola invece. Bravo! Ho messo l'oro al fin. No! Non capi niente scuola bus, arrivi prima. Arta, Cabbia Arta, 3 km e mezzo di riva giù, alle partite il fruttino corrente con la cartella di cartone, non arriva prima a scuola bus. A scuola sapeva più della maestra. La maestra di bambini buoni, oggi vi spiego la luce. La luce è la cosa più veloce che ci sia nell'universo. Nessuno è più veloce della luce. Fruttini che abbia. Ciao maestre! Mio nonno che sa tutto mi ha detto che la diarrea è ancora più veloce della luce. Sei stupido! Ti sono un scuffiotto a piena musa io. Signore maestre, mio nonno Cattesera mi ha fatto anche l'esempio. Ha detto le altre in gabinetto, non è arrivato in piala la luce, aveva già fatto tutto. I dicevi a proposito dal vin che io ci come anche in chiave, ma vedo la scarriella, sono tutte emancipate, tutte gasate, internet, avanti su internet, a casa del femmine ha fatto il corso in computer, devi divore da 6 marzi, stracmadur, e ella è lì su internet, e avete Romeo Bencamo, ma sta fare ignorante. Chi ti spieghi c'è musica si fa alla su internet, devi tu da Bogotà ti sei, ma tu sei sicuro cultivato, altri che internet, ma mi vuole un buon gabber, come capito, sempre. E allora tu oggi l'emancipazione femminile sta rovinando tutte le famiglie in Carnia. Voi ieri a me siete in Polscia, nel mio paese. Alle come il vostro, 350 anni ma mi ha detto, gli preti di un grano carcere, per farsi che sprendita meravigliosa. Alla di voi al Bosare a Messi, magari non pensa vedere, al Bosare diceva, las carnielas de
volte a venire su in colonna da me, è un enorme. Con me non tieni su neanche una, anzi, a piedi questa radiosa lama, a calvoli e colore per dire su. Ma io mi da quasi nell'osteria permesso io dico, nell'osteria, io non so la nome di buie qui, ma in osteria in carne, quando penso che lì avete, tu a notare il suo pluri che schiocca come le donne. Un aiuto e via a casa. Che giorno. Io all'Inter, io non fai. No, posso bere. C'è il dottore. No, problema sull'emancipazione femminile dalle femmine. Le volte arrivavi a casa un pelin chiocco, la femmina aveva paura di me, mi vedeva chiocco. Scappare tra le donne, come che sono il permesso, il citofono, mi viene il portone, Samuel Gioc, mi tira dentro dal cabello, mi dà di che sperlas e mi pare tra le cerne. No, compagni, fai come me! Gianniero, zoccolo duro che non molla mai. Io, arriviamo tra i paesi. A voi a casa gioco, vi penso che tu entri in casa, io rientri a sbregolone, di voi via, un principe a tavola, gli scaraventi piazza bassa, la femmina terrorizzata, a stampa in vocalienza ceselle, compari, fai come me, ogni tanto alle donne si commenta, bisogna anche mostrare i denti, ecco qui! Ti hai provato che ocula me, guarda i tuoi di manculo. Benissimo. Poi voi qui non sa che qui non spende adesso. Il nome di 15 grammi. Don't fall, allez, là, si, da Iervolino prima, che viene la signora Camilla e arrivo signora. Abbiamo la sorella della Iervolino, il sindaco di Napoli, spesso per cosa, che deve suo la sorella non capisce volete prenderlo, ecco Benedetta ieri, complimenti signora, aveva la Iervolino, la caduta così è la propria che lei si casenasse e passa gli anni ieri alla Iervolino come si chiama i suoi nomi non lo posso per la springa dopo il diretto il sindaco di Napoli no capisce l'italiano che Dio cercava complimenti per la Napolia riunita Gaviazzi mi sono dimostrato e se sono non è la nostra responsabilità alle tedesche, ci colpisce, ma non la forte, magari non sai così. Mi dicevo, il sindaco di Napoli, la Iervolino, ascoltando a striscia la notizia, no? Che a Napoli girano senza casco, senza cinghia, e lei per salvare la vita ai napoletani ha trovato in poliziotti e ha detto andate in piazza del plebiscito e il primo napoletano con la cinghia gli date 500 euro di premio. Dobbiamo stimolare i napoletani a mettere la cinghia che salva loro la vita, altri che fa multas. I poliziotti, alto, senza cinghia via, alto, senza cinghia via, alto, senza cinghia via, 32esimo autista, passa al centro di Napoli con la cinghia.